Ancora un albero caduto a Venezia, per la precisione questa volta al Lido di Venezia. Dopo il drammatico schianto di un albero a Piazzale Roma tra la folla, che ha provocato lunedì 12 feriti, tra cui una giovane mamma in coma, questa volta nelle prime ore della mattinata è crollata una pesante robinia di alto fusto in via Lepanto, circa all'altezza dell'incrocio con via Marcantonio Bragadina al Lido di Venezia. Sul posto è arrivata subito la polizia locale, intervenuta su chiamata alle 7:40. Per fortuna in questa occasione l'albero si è accasciato dalla parte del canale dove in quel momento non transitava nessuna imbarcazione e non verso la strada, comunque a quell'ora scarsamente trafficata, ma il bilancio dei danni avrebbe potuto essere pesantissimo. Tutto ciò è avvenuto in condizioni meteo ideali e in completa assenza di vento, quindi l'episodio ha riportato inevitabilmente l'attenzione sulla manutenzione degli alberi e del verde pubblico, su cui sono in tanti a puntare ora il dito. Il precedente, ancora fresco di lunedì, ha inevitabilmente amplificato il clamore e sollevato una bufera di critiche sulla manutenzione del verde in città. Così Cristina Romieri, del direttivo di Venezia di Italia Nostra. Noi non ci opponiamo naturalmente agli abbattimenti quando questi sono giustificati da precise perizie che attestano il pericolo di crollo. Quello per cui ci siamo battuti e continueremo a batterci è che quando questi abbattimenti, questi tagli sono ingiustificati oppure per opere in cui c'è un'alternativa possibile. Le richieste sono chiare, anche oggi si può parlare di uno scampato pericolo, ma com'era lo stato delle radici dell'albero caduto e quanti sono gli alberi pericolanti? Queste le domande che si pongono i cittadini. Primo, una costante e seria e corretta manutenzione del verde. Il 2, il reimpianto appunto di alberi di adeguata specie e naturalmente in luoghi opportuni. E terzo, l'attivazione, o meglio la riattivazione del Forum del Verde, previsto anche dallo Statuto del Comune,